Dottor Adani, oggi un altro passo sulla via dell'incontro tra gli interessi della Repubblica Popolare Cinese e dell'Italia e si è svolta qui a Trieste in particolare. Sì, esatto. La Cina è molto importante per l'Italia e il governo italiano negli ultimi anni ha puntato moltissimo sull'espansione del commercio con la Cina e infatti i risultati sono arrivati, l'export è cresciuto del 22% e noi pensiamo che la Cina possa esprimere ancora molto, in particolare che il nostro export nei loro confronti possa triplicare. Il ruolo di Trieste e del Friuli Venezia Giulia. L'Alto Adriatico è stato storicamente la porta non solo dell'Italia verso l'Oriente, ma della stessa Europa. Quindi lo sviluppo delle infrastrutture sull'Alto Adriatico in generale è un tema fondamentale e lo stesso interesse del governo cinese che si vede in questo evento lo dimostra. Quindi è importante che venga mantenuto il contatto e che insieme come Italia, sia il nuovo governo sia la Regione, continuino a lavorare su questo tema che è di fondamentale interesse per la Regione, per l'Italia e per l'Europa.